assolutamente. Qualcosa si è smosso dopo il 5 marzo, perché poi alla fine, visto che nessuno diceva nulla, anzi per loro bruciare una macchina ogni sera, quindi 300 macchine l'anno nelle città di Genova, è una cosa normalissima. Quindi nel momento in cui si dice che tutto è normale, zero, tutto va bene, nessuno interviene. Se lo Stato non può intervenire. La mafia ha cambiato il priorità. Alla fine sono quelli che stanno al consiglio che si spartiscono la torta con gli imprenditori. C'è una specie di società, c'è il Giorese che vorrebbe proprio esplodere, che vuole cambiare le cose. Ma molti invece che gli va bene quello che succede, per semplice fatto che ci tengono alla fame. Quindi, come dicevo, un popolo affamato è più facile da gestire e da manovrare. Un popolo affamato non è un popolo libero, non è libero di scegliere. Troppi voti sono già blindati, cioè non c'è una libertà di espressione da parte del Gerese.